Un caffè e un pandoro. Per ora il connubio è con la colomba pasquale, ma la promessa dalla marca trevigiana è di non essere soltanto un salvagente provvisorio. Resteremo, dice Fabrizio Zanetti, alla guida di quel gruppo Hausbrand che ieri ha assunto la Procura Generale per finanziare la campagna di Pasqua di Melegatti e procedere con l'acquisizione della società. Obiettivo del gruppo è quello di rilevare l'azienda veronese per risanarla, garantendo una continuità industriale e creando un grande gruppo, Made in Veneto. È un'azienda che fino anche ad anni recenti ha avuto degli ottimi risultati, poi ci sono stati dei problemi di gestione negli ultimi anni che mi astengo dal commentare, però io le posso dire che ho trovato una forza lavoro straordinaria, maestranze straordinarie, sono stati degli eroi. Operazione all'inizio, ma il percorso sembra tracciato per unire insieme tra Hausbrand e Melegatti 250 anni di storia imprenditoriale del Nord-Est. Io ero emozionato e le maestranze, i collaboratori erano emozionati, quindi è stata un'emozione comune. Stiamo sentendo il supporto di tutti, delle istituzioni, dei fornitori, di tutti gli interlocutori che sono attorno ad un progetto straordinario come questo. Quella di Melegatti, dopo la mobilitazione natalizia e il baratro delle ultime settimane, sembrava una storia veneta destinata a finire nel peggiore dei modi, tra cassa integrazione attivata e rischio di fallimento. Ora la svolta e l'obiettivo di far ripartire in tempi brevissimi la produzione. Non potevamo esimerci dall'immaginare veramente tante sinergie, tante potenzialità nell'unione tra questi due gruppi.